Sono state installate 2 croci dell'artista in sostituzione delle 2 croci di legno che ormai si erano deteriorate ed erano diventate anche pericolose, e il tutto nel segno della continuità e della tradizione della comunità di Follina e della comunità di Valmareno. Il percorso rientra nel percorso che verrà inaugurato anche dall'Associazione UNESCO, e soprattutto perché faremo come una volta una rogazione che partirà da Valmareno e arriverà a Follina come si faceva nei tempi passati. Sono poste dove erano prima, a Follina, dove l'area si chiama la Croce di Follina, e a Valmareno che l'area si chiama Fora da Corose. Un invito ai cittadini di fare questo percorso perché è bello, è panoramico, non è difficile, è quasi tutto pianeggiante, e soprattutto perché così possono ammirare a metà costa della montagna, possono ammirare il nostro bel paese di Valmareno e soprattutto l'abbazia di Follina.